Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252, Radio DAB. Qui a Europarlamento, ospite con noi la nostra europarlamentare Isabella Tovaglieri. Benvenuta. Buongiorno a tutti e ciao Matteo. Allora, tema Europa. È stato rinviato lo stop ai diesel Euro 5 a partire da ottobre. Questo avrebbe comportato il fermo di oltre 1 milione di veicoli in diverse regioni d'Italia, tra cui Lombardia, Piemonte, il Veneto, l'Emilia. Ma perché è importante aver rinviato questo stop? E soprattutto, sempre rimanendo nel tema Europa, domani si voterà la sfiducia alla von der Leyen, giusto? Si voterà la sfiducia oggi. E allora, diciamo che da un punto di vista dello stop agli Euro 5, questa proroga è un barlume di buonsenso in mezzo ad un mare magnum di ideologia e di gretinismo talebano di Bruxelles, perché gli Euro 5 ricordo che sono auto immatricolate anche nel 2015, quindi auto che hanno 10 anni di vita. In Italia il parco auto circolante ha una media di vita di 13 anni. Questa dimostrazione che le persone non è che hanno tutta questa capacità economica di cambiare auto e quindi di conseguenza questo stop li avrebbe costrette a rottamare la propria auto, ad indebitarsi o comunque a spendere soldi per acquistare un'auto di nuovo modello con i prezzi che ci sono oggi, comunque un grande sacrificio economico. Per far che cosa? Per poter andare a lavorare, per potersi spostare e andare a lavorare. Cioè, sarebbe stato anche un calpestare un diritto sacrosanto che è il diritto alla mobilità e il diritto al lavoro. Quindi io sono felicissima che la Lega, Matteo Salvini, perché la proroga è firmata da Matteo Salvini, abbia fatto quest'atto di buonsenso e abbia appunto prorogato questo stop, che io mi auguro che poi oggi siamo riusciti di 1 anno, ma per me l'obiettivo è quello di eliminarlo questo stop. Assolutamente fondamentale rinviare ed eliminarlo, soprattutto, come hai ben detto. Per quanto riguarda la sfiducia alla von der Leyen, ci dobbiamo aspettare sorprese o si sa già più o meno come potrà andare? Ahimè, non vorrei deludere giustamente chi non vede l'ora di cacciarla a calci von der Leyen, che purtroppo oggi non sarà il giorno giusto, perché la sfiducia è stata firmata da 70 eurodeputati e raccoglierà molti più voti delle firme presentate. Dopodiché, allora, il voto sarà palese, quindi se fosse stato un voto segreto avremmo avuto certamente molte più chance. Di fronte al voto palese già le chance si riducono. Ma devo dire che, senza voler parlare male degli alleati, però come direbbe qualcuno è fattuale, abbiamo i nostri alleati di governo in Italia che di fatto la sosterranno. Cioè Forza Italia che voterà a favore di von der Leyen, Fratelli d'Italia ancora non si è capito, ma io temo che non voterà contro. Questo lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, ma penso di poter anticipare che l'unico partito che in maniera palese voterà a favore della sfiducia, senza se e senza ma, a livello italiano sia la Lega. Per coerenza, d'altra parte, cioè, tutto il mondo sostiene che sia una leader inadeguata, che abbia fatto delle politiche scellerate contro l'industria, contro le famiglie, contro le imprese, e quindi e poi dopo, quando c'è il momento di cacciarla, tutti a quel punto si tirano indietro. Questa non è coerenza. Esatto, tranne la Lega, giustamente. Tranne la Lega, esatto. Per quanto riguarda invece il tema Islam, sempre più spesso in Europa vediamo manifestazioni piuttosto che leggiamo di notizie allucinanti riguardanti i centri islamici, riguardanti magari anche attivisti.
di questi centri. Ecco, in Inghilterra è stato eletto uno dei primi sindaci comunque secondo un rito islamico. A Milano qualche giorno fa centinaia di musulmani sciiti hanno celebrato l'Ashura, e l'immagine che era diciamo abbastanza vergognosa è vedere le donne separate dagli uomini durante queste celebrazioni. C'è un tema Islam in Europa, noi siamo ancora in grado di arginarlo oppure è già troppo tardi? I nostri sindaci quotidianamente, con gli strumenti che hanno a disposizione, cercano di arginare questo fenomeno. Chiunque avrà avuto esperienza di un centro islamico che di facciata è un'associazione culturale, poi in realtà è fintamente una moschea, quindi di conseguenza abusiva, per cui si cerca nei meandri del diritto amministrativo, urbanistico, di farla chiudere. E questo va benissimo, perché noi non dobbiamo dare tregua a chi pensa di poter vivere nel nostro paese al di sopra delle regole. Detto questo, però, io penso che a livello più alto, e cioè a livello politico, non amministrativo, si debba lanciare un segnale forte, perché al di là degli strumenti giuridici per arginare questo fenomeno, noi siamo di fronte a un vero e proprio scontro di civiltà. E quindi la battaglia è tutta politica, soprattutto a livello europeo. Siamo di fronte letteralmente a quella che è una vera e propria invasione. Non dobbiamo vergognarci di dirlo, perché è sotto gli occhi di tutti. Hai citato degli episodi che solo 20 anni fa li avremmo giudicati non possibili, ma io già 6 anni fa, la prima volta che misi piede a Bruxelles, feci il famoso video a Molenbeek, il quartiere peraltro dove si sono nascosti gli attentatori del Bataclan, a dimostrazione che l'islamizzazione non è solo un problema culturale, ma anche un problema di sicurezza, perché proprio nei quartieri più islamizzati si nascondono gli estremisti radicalizzati che poi vanno a fare gli attentati, e lì già era in atto tutto quello che noi oggi vediamo a Milano, ma anche nei piccoli centri. Tutte donne velate, scritte solo in arabo, uomini separati dalle donne. Quando dicono che non è vero, che le donne nella cultura islamica sono sottomesse, sono anzi delle regine, il velo lo vogliono portare loro. Banalmente un sondaggio, andiamo in un banalissimo mercato di Milano, di quelli ad alto tasso di islamizzazione. In uno di quei pochi mercati italiani vediamo che al banco ci sono uomini e donne, c'è la famiglia, la moglie, la sorella, la mamma, ok? Nei mercati islamizzati di Milano o di qualunque città non c'è una donna dietro al banco, solo ed esclusivamente uomini. Perché la sudditanza delle donne passa in primis anche dalla dipendenza economica. Quindi ci possono raccontare tantissime belle favole, ma nella cultura musulmana le donne sono sottomesse culturalmente ed economicamente. Cioè, non ci sono storie, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. E quindi noi che abbiamo fatto battaglie di emancipazione femminile, di diritto alla parità salariale, non siamo ancora riusciti ad ottenerli, che già ci facciamo invadere da una cultura che riporta le lancette dell'orologio della nostra storia indietro di 20 anni. Ma dov'è l'evoluzione culturale? Ecco, sempre inerente a questo tema, recentemente si è svolto il Remigration Summit, dove appunto si è parlato di remigrazione. Questo ha comportato con le solite polemiche da parte della sinistra, ma in che cosa consiste esattamente questa remigrazione di cui si parla tanto, di cui anche tu stessa hai parlato tanto? È un concetto in parte nuovo e in parte no. Innanzitutto, espellere chi non ha diritto di stare qui non mi sembra un fenomeno rivoluzionario, ma è un qualcosa contemplato dal nostro diritto e, come dire, è una prerogativa tipico di ogni Stato che sia sovrano.
Dopodiché si fa un passaggio ulteriore, cioè anche chi è qui e si dimostra totalmente refrattario e incompatibile con i nostri principi. Cioè se, come dire, ricordiamo sempre l'episodio del sindaco della Lega di Pontoglio che non ha concesso la cittadinanza italiana ad una donna marocchina che era in Italia da 21 anni e non era in grado di mettere insieme due parole di italiano nemmeno per dire come si chiamava e per leggere la formula del giuramento. Allora, non è un reato non conoscere l'italiano e puoi anche non richiedere la cittadinanza, ma questa è la dimostrazione che c'è qualcosa che non funziona. Questa donna non ha mai voluto integrarsi, allora che ragione c'è di stare in un paese dove non parli una parola della lingua del paese che ti ospita? Oppure, peggio ancora, tu stai all'interno di una famiglia e impedisce di integrarti, perché evidentemente se inizi ad acculturarti dopo diventa un problema perché non puoi essere più tanto facilmente sottomessa e allora non devi parlare una parola di italiano, non devi uscire se non c'è il marito, puoi uscire solo accompagnata per fare la spesa e per accompagnare i bambini a scuola, dopodiché se devi andare anche banalmente in ospedale a fare una visita, ma parlo magari di una visita ginecologica, mi è stato confermato da amici medici, queste donne non sono in grado di spiegarsi e sono costrette a portarsi magari il figlio maschio per tradurre. Cioè questa non è vita e noi non possiamo fare finta che tutto questo sia accettabile in nome di una finta tolleranza, un finto buonismo, perché saremmo complici anche noi. Queste persone devono essere rispedite nel loro paese. Vogliamo aiutare le donne che magari credevano di trovare conforto in Europa, benissimo, se vogliono integrarsi ben venga, le aiuteremo, ma chiunque altro non è il benvenuto, non è ospite gradito e per me se ne deve tornare al proprio paese, perché io di avere qui gente che domani mattina costringe mia figlia ad andare in giro con una prigione ambulante e a non uscire di casa se non accompagnata dal marito, per me è inaccettabile, è peggio che un banale reato. Per me se ne devono tornare al loro paese, ancora più se hanno commesso un atto illegale, queste persone. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie a Isabella per il tuo intervento. Ti aspetteremo di nuovo su Radio Grazie a Libertà. Matteo. Grazie mille. Volentierissimo, buona giornata a tutti. Grazie, buon proseguimento qua sui canali di Radio Libertà. Qui Europarlamento.